Nicolò Petrin, panettiere veneziano abituato a fare il pane di notte, a lavorare ma evidentemente anche a correre, che già più volte aveva vinto questa gara negli anni scorsi, ed Elisa Sartori, trentina, tecnico amministrativo dell'Università di Trento, sono stati con merito i vincitori della spettacolare nona edizione del CMP Venice Night Trail, la corsa urbana notturna organizzata da Venice Marathon, primo appuntamento del 2025, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Venezia e anche dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, gara che ha visto oltre 5.000 atleti al via creare un lunghissimo fiume di luci che hanno illuminato campi e campieri in una Venezia per molti sconosciuta e inedita, creando lungo i 16 km di percorso e i 51 ponti attraversati dagli atleti una coreografia davvero unica e molto suggestiva. Dopo 5 volte l'emozione è come fosse sempre la prima, perché riconfermarsi non è mai facile, però l'emozione che regala questa città è indescrivibile. Mi sono trovata bene su questo tipo di percorso, era la mia prima volta e la mia prima vittoria, quindi sono contentissima. Nicolò prima di partire mi ha detto di correre col cuore, io l'ho fatto e alla fine è andata bene, quindi sono contenta. Molto soddisfatti gli organizzatori di questo primo appuntamento che ha mantenuto le attese, una gara splendida. Oltre che essere una grande festa di sport e di running, questa è anche una gara molto impegnativa tecnicamente e sia a livello maschile sia femminile abbiamo visto delle gare molto belle, molto interessanti sul piano agonistico, spettacolare. Si conferma una gara unica al mondo, eccezionale, in una città eccezionale.